Un altro formaggio che fa parte della famiglia dei pecorini è il pecorino di Osilo. Non è soltanto a Osilo che viene prodotto, ma anche in altre zone limitrofe. Lo troviamo quindi a Codrongianus, a Sassari, a Ploaghe, a Tergu, nonché a Nulvi. Questo è un formaggio che ha avuto anche il riconoscimento, diciamo, dallo Slow Food come un presidio. Parliamo quindi di un formaggio tradizionale ottenuto dal latte crudo. È un formaggio, come noterete, a pasta gialla, decisamente intensa, con una presenza che può anche avere delle occhiature, ma delle occhiature mai di dimensione a grana grande, ma diciamo sempre o fine o media. Siamo di fronte quindi a un formaggio ancora ricco per quanto riguarda la sua carica di grassi, un formaggio decisamente diremmo grasso per certi versi, però la cosa interessante è che è un formaggio con sensazioni burrose, al momento della masticazione cede immediatamente in bocca e soprattutto ha una palatabilità particolare che veramente si diffonde in tutta la cavità orale. È un formaggio quindi che ci appaga tantissimo. La bocca è piena di sapori, ma soprattutto in via retroolfattiva abbiamo questa ricchezza di profumi che addirittura vanno ad amplificarsi. Infatti il formaggio all'analisi olfattiva si presenta addirittura con delle note agrumate, con sentori di fiori di campo. La nota del burro è decisamente intensa, abbiamo sentori anche di fieno, ma in bocca che questi profumi veramente si arricchiscono e le note agrumate iniziali veramente si sentono ancora di più. È fantastica la sensazione che appunto abbiamo come il formaggio si scioglie e comunque anche quello che è la persistenza, l'intensità aromatica che veramente è un godere nel mangiare questo formaggio. Il pecorino di Osilo si differenzia dagli altri pecorini, in questo caso i pecorini sardo DOP, la denominazione di origine protetta, questo non rientra fra la denominazione di origine protetta, anche per la sua forma. È decisamente un formato più piccolo, a scalzo molto alto, noterete, quindi è un formaggio facilmente riconoscibile anche sul banco di vendita, ma soprattutto cercate di riconoscerlo dal nome appunto di pecorino di Osilo.